È stato un Natale direi eccezionale, tutto ha funzionato perfettamente e la gente è rimasta entusiasta delle proposte che abbiamo fatto. I commenti sono tutti all'insegna dell'entusiasmo perché questa volta Belluno ha potuto offrire un Natale scintillante come non si vedeva da anni. Il botto senza tema di smentita subito nelle primissime giornate dell'avvio delle iniziative è arrivato grazie al fascino della luna di Luc Geram che il 6, 7 e 8 dicembre si è specchiata nella fontana dei giardini di Piazza dei Martiri e sono stati 3 giorni da tutto esaurito, dalle attività ai parcheggi occupati da migliaia di automobili che hanno raggiunto il capoluogo. Ma altre occasioni di richiamo non sono mancate. È piaciuto soprattutto poi il mercatino, creato così con queste due piazzole che hanno creato un po' questa serie di storie, specie di villaggetti con indirizzo soprattutto enogastronomico. Non abbiamo fatto casette con articoli da regalo perché ce n'è dappertutto, abbiamo puntato sugli artigiani, sulle aziende agricole locali. Il Consorzio Belluno Centro sta già pensando al prossimo Natale, le idee non mancano, a partire dal raddoppio del mercatino fino a una mostra dei presepi e a un percorso dei sapori enogastronomici che coinvolgeranno tutte le attività del centro storico. Una giusta cornice per festività con i fiocchi, cui, come per questa eccezionale edizione, contribuiranno tutti, pubblico e privato. Il Consorzio dei commercianti ha portato le idee, ha portato tutte le cose nuove e si è fatto in 4 per lavorare, abbiamo lavorato una montagna di ore. Abbiamo avuto la collaborazione del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio sicuramente e abbiamo avuto anche un contributo delle aziende locali che ci hanno sostenuto, che hanno creduto alla favola.